Ho firmato anch'io e anche i miei assessori perché per noi la sicurezza viene al primo posto. La mozione da portare in Europa ad Ursula von der Leyen si propone appunto che faccia in modo che si approvi una legge europea che permetta a queste persone che vanno in moto di essere comunque anche più sicure. Le ultime firme al documento che sarà portato a Bruxelles arrivano da Arcadia e si aggiungono a quelle raccolte a Meduna di Livenza, primo firmatario il sindaco, Treviso e molti altri comuni della Marca sono già a migliaia. L'obiettivo resta quello di garantire la sicurezza ai motociclisti in strada attraverso l'introduzione obbligatoria di un airbag. Una campagna nata dall'Associazione Emanuela Sicurezza Stradale e portata avanti grazie ad una rete sempre più forte, di cui fa parte anche l'Associazione Veneti Schiacciati dalla crisi. Noi continueremo ad allargare questo raccolta firme, che ora come ora siamo a livello provinciale, l'allargeremo a livello regionale. Quanto prima ci sarà un'apertura in ufficio a Milano, metteremo un gazebo a Roma, ma soprattutto ci avvicineremo a Bruxelles. Nel video un prototipo americano, l'airbag avvolge il motociclista durante la caduta, lo protegge, si apre partendo dal seggiolino. Sono convinto che questo airbag verrà votato a livello europeo e poi verrà portato a livello mondiale. Per cui questo significa anche produzione, significa anche sviluppo, significa anche lavoro, per cui salviamo un motociclista. Presente e favorevole all'iniziativa anche il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia. Dico che è una bella iniziativa, soprattutto va nella tutela della vita, e questo è lodevole. Dopodiché deve essere l'Europa che si decida rispetto a questi temi. L'appello all'Europa è un appello sacrosanto e è giusto portarlo avanti.